Welcome to the midweek recap of English news from Italy and Friuli Venezia Giulia. Trieste unlocks 200 million euros, new roads, restored landmarks and big projects moving fast across the city. Trieste's municipal executive has approved a 198 million euro budget adjustment directing funds to roads, schools, theatres and major urban projects with a full council vote on the 8th of June. La Piazza Libertà dove c'era l'ex Tripovic, ma tante cose, c'è una sfilza infinita di cose che abbiamo messo tanti soldi e tanti ne metteremo fra un mese. Per cui insomma abbiamo uno dei migliori bilanci d'Italia, insomma, questo lo possiamo dire. Con una versione di bilancio che ammonta a 16 milioni di euro in parte corrente e 182 milioni in parte capitale, investimenti molto importanti per quanto riguarda la parte corrente, 1.800.000 euro sui teatri, piuttosto che i 550.000 euro sullo sfalcio, i 200.000 euro sullo sfalcio del verde urbano, i 200.000 euro per quanto riguarda gli eventi sportivi, altri 400.000 euro per gli eventi culturali da qui a Natale, 1 milione di euro per gli eventi natalizi e di Capodanno. Questa è la parte sostanziosa della variazione corrente. A questo aggiungiamo poi l'intervento importante in conto capitale, dei quali per esempio ne possiamo citare gli importanti stanziamenti che si aggiungono a quelli del 2024 sulle strade di 5.400.000 euro, ai 2 milioni assegnati nel 25, ne aggiungiamo ulteriori 3 milioni nel 2026, oltre 600.000 euro per gli arredi scolastici e 1.200.000 euro per gli interventi per quanto riguarda i musei. Trieste strengthens its front lines as 21 new officers join the city's local force in a push for safer streets and 24/7 protection. Trieste local police is expanding its force with 21 new officers hired since late 2025. Recruits are undergoing intensive classroom and field training as the city works to strengthen police presence and public safety across Trieste. Well, in 2025, the municipality of Trieste launched a recruiting campaign to hire new local police officers. 16 people started working in December 25, another 5 joined the team in the last month. Now the new local police officers will undergo a training and then they will be part of different specialized units. Trieste plugs in the future as a new charging hub powers the city's electric bus revolution. Trieste Trasporti has opened a new electric charging station, marking another major step in the city's green transport transition. The 1.8 million euro facility can charge more than 20 electric buses a day, with plans to expand the network and make over half the fleet electric by 2030. Certo, quindi ambientalismo non a parole ma nei fatti, transizione energetica per anticipare il 2030, quello che deve essere appunto la riduzione delle emissioni. In quella data metà flotta della Trieste Trasporti, 130 autobus su 260, saranno elettrici, forse anche di più, a dimostrazione di un'azienda leader in Europa, una delle migliori flotte in Europa, e quindi questo è l'obiettivo che ci diamo, per arrivare appunto in maniera concreta ad arrivare alla diminuzione dell'inquinamento e anche in maniera molto sensibile grazie a questi autobus. It's very important because we have now 25 new electric buses and we need to charge them. This is a very important infrastructure because we have 12 charging points are the first because next year we will have 13 new charging points and until 2030 we will have other 75 charging points. This is a challenge, a very important challenge for Trieste Trasporti and very expensive, more than 100 millions of euro. So we are very proud of this challenge. Friuli Venezia Giulia brings its wine to London, aiming to deepen trade ties and boost exports in one of its key international markets. Il mercato inglese è un mercato di riferimento importante che dobbiamo rafforzare, soprattutto anche a seguito della Brexit. Ha visto un riassestamento in generale delle importazioni. La presenza a Mayfair oggi delle produzioni vitivinicole del Friuli Venezia Giulia vuole proprio andare in questa direzione, cercare di aprire ancora di più il mercato, portando dei prodotti di altissima qualità come è la nostra produzione vitivinicola
in un mercato che può diventare veramente sempre più importante. Stiamo lavorando insieme all'assessore Zanier proprio per ampliare questi mercati e dare maggiore opportunità ai nostri produttori e di crescere anche ovviamente nell'export e quindi in paesi di riferimento, e sicuramente UK può essere un paese fondamentale per il nostro export. From the red carpet at the Cannes Film Festival to Friuli Venezia Giulia on a global stage, cinema meets talent in Cannes. Francesco, now the Cannes Film Festival, are you excited to be back? Yeah, sure. It's always really fun here to be here, to see a lot of movies, to talk with a lot of people, so it's really fun. Your favorite movies so far? All of a Sudden by Ryosuke Hamaguchi, which is a Japanese director, but this is a French movie, it's set in France, and it is my favorite for Yes. How many of these movies do you think we'll be able to see in Italy, and in particular at the Ayrton Film Theatre? Well, I hope a lot, but it don't depends on us. It depends on the Italian distributor, of course. If they will buy the rights of the movies, they will distribute them in Italy during next year or next years, and then we hope to have it at the Ariston. We already talked with Mubi that this year has a lot of movies here, and so we will show them in Ariston. In this year in competition there are 3 or 4 science fiction movies, so a lot for Cannes, but also in the other section there are a lot of interesting things, so I think we will bring something from there to November. Thank you for watching In Trieste Web TV. We speak your language.